Beh, i momenti più gratificanti sono stati sicuramente quando ho aperto il primo studio, con diciamo le difficoltà iniziali, ma insomma era aprire un'avventura per certi aspetti inaspettata e anche dagli esiti incerti, ma mi ha dato veramente tanta emozione. Poi un'altra emozione l'ho avuta quando ci siamo trasferiti e abbiamo creato quindi ho creato all'epoca questo studio più grande, perché era il coronamento comunque di una crescita che c'è stata grazie ai collaboratori, ma soprattutto ai pazienti che mi hanno dato fiducia nel tempo. E l'altra soddisfazione è stata quella di conoscere Martina, perché mi ha dato l'opportunità di cambiare nuovamente visione nei confronti del futuro, perché prima, bene o male, ero io a gestire tutto. Ma chiaramente quando lo studio cresce, se sei uno, sei anche sempre in pericolo. Mi hanno insegnato che il numero 1 è un numero che bisogna fare molta attenzione. Quando ho avuto l'aiuto di Martina, invece, le cose hanno cominciato a correre più fluide e più veloci, fino ad arrivare a oggi che siamo ancora in una fase nostra di crescita e che vogliamo ulteriormente migliorare e ampliare.